Primo weekend d'agosto 2020 non è stato un fine settimana di cosiddetto esodo verso le ferie. Anche sull'autostrada Padova-Venezia-Trieste il traffico è stato scorrevole e inferiore del 17% rispetto al primo sabato del 2019. Le vacanze dei veneti hanno tre velocità: quella di chi ci andrà tra qualche tempo perché sta ancora lavorando, quella di chi aveva prenotato prima della quarantena Covid e colpo di fortuna partirà regolarmente, e quella di chi non potrà permettersele. Non vado in ferie, sto a casa. Come mai? E soliti problemi economici e di salute. Oggi è il 1° agosto, sa com'è genere, Non che è se, sabato, non che se fondi, non ci sono fondi. quindi neanche più avanti mi No, pare sarà che... improbabile. Sono in cassa integrazione, non ve le posso mettere in questo momento. Per quello. Proprio non partirà? Per qualche giorno sì, magari anche in giornata. Andate e ritorno al mare? Sì. Quest'anno niente ferie, ci si No, mette in cerca di un lavoro No, piuttosto? io cerco un po' il lavoro, però resto a casa sempre perché fino che non trovo qualcosa dove va. Perché non ho i soldi per andare in ferie. Mio marito è pensionato, tira già 1.100 euro al mese, però non arriviamo mai a fine mese. Stiamo ancora lavorando e tempo altre 1 o 2 settimane, insomma, tra me e lei e siamo in ferie. Fine a 16 agosto e dopo siamo in ferie. Sempre in ferie. Come mai non è partito per le ferie allora? Partiremo tra poco. Parto tra qualche giorno. Non sono state rinviate, è tutto normale, sono state programmate partiamo il 5, insomma. Non è ancora partito per le vacanze? Perché io sono permanentemente in vacanza. Come mai non è partito per il mare e la montagna allora? Cambio la domanda. Sono tornato ieri.